Preposizioni, parte quinta. Anche qui abbiamo la forma italiana e la forma milanese. Andremo ad esaminare le preposizioni in e per. Nella forma italiana in si traduce in forma milanese con in de e al plurale in di. In garage, in garage. Nel garage, in del garage. Notare come si scrive garage. Nell'armadio, in dell'armadi. Nella cantina, in della cantina. Nell'entrata, in dell'entrada. Nei garages, in di garage. Nelle cantine, in di cantin. Guardiamo ora la preposizione per, che nel milanese si traduce con per, al plurale per i. Per casa, per la casa, per ca, per la ca. Per il figlio, per il fieu. Per l'amico, per l'amis. Per la figlia, per la tusa. Per l'amica, per la misa. Per i, gli e le, al plurale, per i.